Ma in quel momento lì l'ho bucata perché stavo facendo la doccia. Per esempio, ho bucato destro al Milan perché stavo facendo la doccia. Ti ricordi il citofono di Galliani? Io ero d'accordo col procuratore che era Claudio Vigorelli. Sì? Che adesso doveva decidere, sai, Galliano lì per convincerlo, e adesso doveva decidere se accettare o meno. Sì. E in teoria doveva accettare quella mattina, ma non si sapeva l'ora, erano le 9:30, 10, dico faccio la doccia e poi dopo figurati se deciderà proprio in quel momento lì. E mentre io faccio la doccia esco e trovo il messaggio di Vigorelli che mi aveva scritto tipo sì, ha detto sì, ma nel momento in cui vado per, non mi ricordo se twittarla o se darla a Sky eccetera, l'aveva data credo... Non mi ricordo se Bargigi, un altro mio collega, perché Vigorelli aveva avvisato contemporaneamente, prima uno, prima l'altro, insieme, a volte per non scontentare nessuno, mandi il messaggio seriale a 3 o 4 colleghi con cui hai rapporti. Ma in quel momento lì l'ho bucata perché stavo facendo la doccia e da lì c'ho proprio il pensiero fisso, sì. TikTok.